Buongiorno amici telespettatori, benvenuti a Vox Populi in compagnia della vostra Elisa Boscolo, quest'oggi rigorosamente da International Radio. Quest'oggi ho due ospiti in studio, non parleremo di cose tanto allegre, ma parleremo di un fatto di attualità che sta preoccupando le nostre zone, soprattutto del Polesine. E a parlarvene saranno ovviamente i miei ospiti che sono a conoscenza di determinati fatti che nemmeno io conoscevo e presumo anche la maggior parte di voi. Allora, i miei ospiti di oggi sono Mario Mantovan, che è consigliere comunale di Portoviro. Buongiorno Mario. Buongiorno, grazie. E Enrico Bonato. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao. Allora, Enrico, vuoi iniziare tu? Va bene. Allora, diciamo che io e Mario abbiamo lavorato in rete insieme, abbiamo affrontato questo tema e lo ringrazio perché bisogna riconoscere che Mario è stato il primo di fatto a sollevare alcune osservazioni importanti e come rete civici e progressisti che stiamo anche formando appunto a livello territoriale abbiamo affrontato da subito appunto questo tema che è il tema del possibile insediamento di un inceneritore all'interno della zona AIA. Parliamo del territorio di Loreo, ma di fatto è un'attività che potenzialmente, anzi interessa tutto il Polesine, perché non è che a livello di aria ci siano delle barriere. Delle barriere, okay? Sì, che possano preoccupa proteggere. anche la vicinanza immediata del parco del Delta del Po. Ecco. Quindi, e come mai non si sapeva nulla di tutto questo così? Ecco, io l'ho visto da un tuo post, Enrico, su Facebook, oltretutto dico com'è possibile che non si sia a conoscenza di nulla? È una bella domanda, nel senso che è una domanda che ci si pone giustamente, nel senso che sapevano, cioè la cosa era conosciuta da molti esponenti anche politici e anche il Parco del Delta, insomma il direttivo del Parco del Delta era a conoscenza della cosa. Ora, come appunto diciamo sempre, dobbiamo cercare di sensibilizzare la cittadinanza e la parte e tutta la politica affinché il territorio alzi il livello di attenzione, che approfondisca questa cosa. Adesso le osservazioni che abbiamo presentato come Adria, come Portoviro, ma abbiamo visto e si può anche appunto chiunque può vederlo direttamente dal sito della regione, che ci sono siamo stati in tanti a presentare delle osservazioni e la cittadinanza ha modo proprio di leggere queste osservazioni e di farsi un'idea specifica di qual è la nostra posizione e della tipologia di insediamento di cui si parla. Quindi certo. Ecco, questo penso che sia la nostra azione sia molto importante in tal senso. E divulgare soprattutto la notizia, perché se nessuno sa nulla giustamente esatto. Nessuno si interessa ad andare a leggere, a conoscere il tutto. Esatto. E Mario? Niente, dagli atti che abbiamo visto sulla Regione Veneto, il progetto è stato presentato il 20 luglio 2023. Io sono venuto a conoscenza, grazie al Gazzettino, un articolo del giornalista di Adria, il quale ho visto appunto sto depuratore fanghi si chiamano, che poi sostanzialmente anche un inceneritore. Ecco, vogliamo magari un attimo, scusi se la interrompo Mario, spiegare un po' ai nostri telespettatori di cosa si tratta proprio, magari in parole proprio povere, in modo che capiscano tutti. Questo dovrebbe andare a depurare 60.000 tonnellate di fanghi che provengono sia dai reflui civili sia dalle industrie agroalimentari che abbiamo nell'Italia del Nord. 60.000 tonnellate sono parecchie. Questo dovrebbe lavorare 330 giorni all'anno. C'è una ricaduta pochissima a livello occupazionale, solo 7 addetti. Però. E quello che ti fa preoccupare più di tutti è che dal 20 luglio 2023 nessuno sa nulla. Io quando ho letto sul giornale ho chiamato subito il mio sindaco, ho detto ma noi sappiamo qualcosa, abbiamo fatto qualcosa? Non so nulla. Ho chiamato l'assessore, non so nulla. Nessuno sapeva qualcosa. E quindi è logico che
ci siamo dati da fare perché beh o male. Certo, ma anche perché che problematiche può comportare la costruzione di questo inceneritore? Non solo la costruzione, la messa in atto proprio. Allora, il problema è questo, che di questi inceneritori, questa depurazione di fanghi, non ce ne sono in Italia. Ce n'è uno solo in Francia. Quindi sarebbe la prima in assoluto in territorio italiano. Esatto, ce ne sono uno in Francia e basta. E quindi tutti i dati che ci sono è un esperimento, perché non ci sono dati fissi, anche se c'è una bella osservazione con tutti i dati tecnici che effettivamente però... Vogliamo far vedere il malloppo? Ecco qua, ecco un bel... Tutte le osservazioni che la società ha risposto a tutte già le prime osservazioni che sono state presentate dagli enti. Adesso siamo stati in 12 a presentare ulteriori osservazioni che dovrebbero rispondere. Dopodiché ci sarà una conferenza di servizi di comuni di Adria, Parco Delta del Po, Loreo, penso, e noi come Portoviro domani mattina andiamo in consiglio comunale, dove presenteremo un ordine del giorno e spero che tutti quanti i consiglieri lo votano a favore, quindi contro la contrarietà di questa depurazione fanghi, insomma. Quindi speriamo che poi Adria faccia lo stesso, Rosolina faccia lo stesso. Loreo ho qualche dubbio, perché visto che è l'unico comune che trarrà vantaggio, perché c'è un indennizzo di 1,5 milioni per Loreo più un tot a tonnellata lavorata, quindi il comune di Loreo ci guadagna, noi respiriamo solo aria e basta. Capisco. E Capisco. quindi... Domanda: vari comuni magari potrebbero trarre dei vantaggi, come abbiamo appena visto, però a scapito di che cosa? La salute, cioè, la salute delle persone, proviamo e a mettere cos'altro sul piatto della bilancia, che già la salute delle persone abbiamo detto tutto. Tutti gli aspetti. Ha una ricaduta positiva in termini di risparmio energetico? No, perché se andiamo ad esaminare la documentazione, praticamente emerge che l'energia viene impiegata per l'essiccazione dei fanghi e solo in caso di fermo dell'essiccatore l'energia sarà convertita in energia elettrica, ma solo per autoconsumo. E appunto non quindi è prevista, per proprio consumo, esatto, non è prevista connessione per l'emissione in rete, quindi non c'è praticamente un beneficio sotto questo punto di vista che ricade sul territorio. Per nessuno. No. Ecco. È un'attività che ha un impatto ambientale. Tra l'altro bisognerebbe approfondire anche tutta la tematica dei PFAS, per i quali proprio a livello generale ancora ne sappiamo poco, e secondo me anche il territorio nostro anche all'interno del nostro territorio bisognerebbe fare uno screening sulla popolazione, e questo è un tema molto vasto che andrebbe affrontato indipendentemente da questo punto qui. Certo. Quindi impatto ambientale che è ancora più pesante appunto se ragioniamo, se lo affianchiamo al territorio di cui stiamo parlando, cioè un territorio appunto dove c'è un parco. Ma assolutamente. Che invece dovrebbe appunto essere valorizzato sotto il profilo ambientale e sostenibile. Sì. Dopo abbiamo un inquinamento che è legato appunto al trasporto, parliamo di mezzi pesanti che percorrono le nostre strade. Adria, ad esempio, sarà percorsa proprio dai mezzi che arriveranno al sito. E già stiamo messi male, perché le strade durano veramente poco. Del centro di Adria, non strade periferiche, strade del centro di Adria. Nella documentazione c'è proprio un documento dove c'è praticamente il tragitto, e lì si può esattamente vedere dove prevedono di far passare i mezzi. Tra l'altro non è ben specificato, secondo noi, come questi mezzi proteggono, diciamo, il materiale trasportato, se ci sono degli accorgimenti particolari per evitare le emissioni di odori che possono risultare poi sgradevoli, no, alla popolazione. O tossici magari. Disfano le strade, cioè, come dire, sono ulteriori mezzi pesanti che dopo comportano un degrado del manto stradale. Anche per i comuni stessi. Esatto. Perché giustamente quindi, se tot passano per il comune di Adria, diciamo,
poi i soldi per sistemare soldi queste strade sono soldi, ho capito. Per cui se proprio dovessimo fare un ragionamento di questo tipo, non dovrebbe essere soltanto un comune a beneficiare, dovrebbe essere tutti i comuni che sono attraversati dal traffico, anzi forse ci sono comuni che hanno più strade che sono attraversati dal flusso veicolare. Proprio quello proprio lì volevo arrivare. Dopo c'è un altro rischio, che quell'area lì, l'AIA, è nata per determinate tipologie di insediamento produttivo. Quindi la presenza di questa attività potrebbe disincentivare insomma l'insediamento di attività produttive che potrebbero portare più lavoro, più appunto dipendenti, più lavoratori, e con attività che avrebbero magari un impatto ambientale minore. Certo. Okay? E poi c'è la questione che accennava prima appunto Mario, che importiamo fanghi da fuori. Importiamo anche fanghi da fuori, quindi non è che trattiamo soltanto i nostri, qua li importiamo. Quindi stiamo mettendo su i piatti della bilancia tutti questi aspetti qua con 7 dipendenti. Cioè capiamo che l'ago pende totalmente, diciamo, dalla parte delle cose, diciamo, che non che ci spingono a dire che questa cosa non va fatta. Ecco. Assolutamente, capisco, sì. Mario? Vedo che ha qualcosa da aggiungere. Perché corre l'obbligo di dire che il sito dove andrà, speriamo di no, insomma, dove hanno progettato di insediare questo stabilimento non è all'interno del parco del Delta del Po, però è all'interno del territorio del MAB UNESCO, non nella zona centrale, non nella core area, né nel buffer, ma nella transition zone. Quindi è vicino a un territorio molto sensibile, che noi abbiamo già dato quella centrale di Polesine Gammarini come territorio. Siamo stati devastati dal cammino centrale. Che poi la centrale che fine ha fatto? È ancora attiva, no? No, non è attiva, è chiusa da anni. Chiusa da anni, quindi, per fortuna, non ci mancherebbe. Sì. Forse fanno un villaggio turistico, speriamo. Ecco, quindi già è una cosa con la quale ci abbiamo rimesso parecchio e non è comunque andata a buon fine. E dopo occorre dire che non sarà il Comune di Loreo a rilasciare l'autorizzazione, ma la Regione Veneto. Quindi è la Regione che è l'ente autorizzatorio di questo, perché è veramente un insediamento abbastanza pericoloso, rischioso, quindi non dipende dal Comune di Loreo, non dipende dal Comune di Adria, Portoviro nemmeno lo citano, quindi noi respireremo solo l'aria che esce da questo depurazione fanghi. Quindi, ma ripeto ancora, noi siamo qua per sensibilizzare, la gente deve sapere cosa avviene e non che nell'ultimo giorno, perché le osservazioni scadevano il 13 dicembre, noi l'abbiamo saputo ai primi di dicembre, appena in tempo. Ecco, quindi voi cosa avete fatto appena avete saputo il tutto? Ci siamo naturalmente sentiti e abbiamo presentato le nostre osservazioni, io aiutando da un tecnico, un geometra, mi sono dato da fare, abbiamo studiato e abbiamo presentato le nostre osservazioni via PEC il 13 dicembre. Insieme a noi anche la mia capogruppo e il mio comune di Portoviro, stessa cosa penso Adria. Sì. E adesso vediamo come risponderanno i funzionari di questa ditta qua, insomma, perché devono rispondere alle osservazioni che abbiamo fatto. Potrebbero essere utili delle manifestazioni? Allora, secondo voi? Tutto è utile. È importante che però, ad esempio, domani noi andiamo in consiglio comunale, quindi ci sarà una risonanza mediatica, perché sui giornali poi il comune di Portoviro rigetta questo stabilimento qua e quindi articoli di giornale, la gente si sta informando, perché la gente a Portoviro mi ferma e mi dice: ma Mario, ma è vera questa storia qua? Ecco, quindi tutti quanti cadono dalle nuvole e quindi noi vogliamo che la gente sia informata. Dopo ognuno è responsabile delle proprie azioni, se non facciamo nulla quello che meritiamo. Giusto. Quindi sì, sottoscrivo totalmente insomma quello che ha appena detto Mario, nel senso che ritengo che anche in questo caso poi ci si debba muovere per step, nel senso, giustamente ci sono prima dei passaggi di carattere istituzionale, quindi consigli comunali, sperando che si riesca a trovare una condivisione politica nell'affrontare questo tema per il bene del territorio, che è la cosa appunto fondamentale di fronte alla quale appunto la politica dovrebbe almeno avere il dovere di allargare il ragionamento, allargare il livello di approfondimento
per appunto analizzare nel dettaglio la questione e far emergere ogni possibile criticità per la tutela dei cittadini. Dopo, se appunto questo percorso si incanala in modo corretto, bene. Se invece si troveranno ulteriori resistenze, è ovvio che dopo i passaggi successivi potrebbero anche essere, l'organizzazione di forme di protesta, sempre ovviamente nel rispetto delle regole, delle norme, di tutto quanto, però per far sentire la voce. Del territorio che secondo noi non accetterà altre attività che possono mettere a rischio potenzialmente la salute, appunto la loro salute. Prima Mario citava la centrale a carbone, no, di Polesine Camerini. No, non era carbone. Non era carbone, era olio combustibile. Sì, scusate. e invece io potrei come Adria citare la Coimpo, che come territorio di Adria noi come dire, siamo molto più abbiamo vissuto direttamente le problematiche legate alla Coimpo. Sì. Ecco, quindi sì, parliamo di un territorio che diciamo è molto sensibile alla questione, perché ci sono state delle esperienze che hanno negative, sì, esatto, che hanno avuto un impatto sulla popolazione. Ecco. Il risultato è anche questo. Io non è che sia ho il mio profilo su Facebook, di solito faccio 2-3 mila visualizzazioni. Il post che ho messo, che poi l'ha condiviso anche dopo, ha raggiunto quasi le 30.000 visualizzazioni. Vuol dire che il problema è sentito, la gente è andata a leggerlo, l'ha condiviso, quindi il successivo, poi anche lui penso tantissime visualizzazioni, perché il problema è molto sentito. Questa è una cosa positiva, perché ci sarebbe da preoccuparsi del contrario. Noi, dico sempre, siamo una popolazione molto pigra. Consentitemelo. Sì, siamo molto pigri. Noi italiani ci lamentiamo, ma facciamo relativamente poco poi. E spero che questa volta, visto che la cosa ci riguarda da vicino, almeno gli abitanti del nostro territorio capiscano l'importanza della cosa e agiscano di conseguenza. Io mi auguro questo, soprattutto perché volere e potere, dicono poi che l'unione fa la forza, e quindi se siamo tutti insieme, tutti coalizzati, qualche risultato si può ottenere. Ecco, come hanno ottenuto a Chioggia anche per i condotti del gas, eccetera, eccetera, per tante cose. E penso insomma che si possa fare qualcosa, però bisogna essere in tanti, essere uniti. Certo. Anche questo perché è nato questa rete che abbiamo di civici, perché più siamo meglio è, insomma, più diffondiamo il nostro pensiero, ma è una cosa talmente normale, mi sembra ovvio, insomma. Io penso che domani mattina in Consiglio Comunale a Portoviro ci sia l'unanimità di questo ordine del giorno, insomma. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo tutti, dai, penso di sì. Sì. Ecco, e voi civici? Ad Adria? Allora, ieri sera noi abbiamo avuto un consiglio comunale molto lungo, come sempre, e comunque ecco, il tema è stato toccato per ora marginalmente, sì, perché non era ancora all'ordine del giorno. Io ho introdotto la questione nella capigruppo che si convoca solitamente prima del consiglio comunale, in cui li ho stimolati a presentare a loro volta delle osservazioni. Dal mio punto di vista poteva essere già un segnale se avessimo presentato delle osservazioni come comune di Adria, io speravo che il comune raccogliesse le osservazioni e dopo presentasse tutte le osservazioni. Purtroppo non è stato così. Il comune ha scelto di presentare le sue, io ho presentato, noi come gruppo civico Impegno per il Bene Comune abbiamo presentato le nostre e sono andate, potete leggerle insomma, come dicevo prima, sul sito della regione. Quindi proprio ieri sera appunto ho espresso questo desiderio di una maggior condivisione e di affrontare in maniera collegiale con tutte le forze politiche il tema per presentare ulteriori documenti, proposte alla regione proprio per dar forza alla nostra
alla nostra posizione di tutela e difesa del territorio. Ecco. L'importante non è arrivare primi, perché siamo stati noi a sollevare il problema. Ma ci mancherebbe altro. Esatto. A me fa piacere di aver letto sui giornali che anche il PD si è mosso, anche Fratelli d'Italia di Adria si è mosso, quindi non è una questione partitica, ma è una questione del territorio e della salute pubblica, quindi più siamo meglio è, insomma. Non c'è il vincitore a questa gara qua, purtroppo. Esatto, anche perché non ci deve essere. Non ci deve essere, no, è vero, è vero. E prossimi step che avete in mente di fare? Dobbiamo aspettare le risposte delle osservazioni e quindi vedremo cosa ci rispondono. Cosa vi aspettate come risposta? Sì, è una domanda un po' così, però dipende sempre dall'entità della risposta che avremo dai comuni della zona. Se tutti i comuni rispondono in maniera netta e chiara con la contrarietà di questo impianto, penso che la regione ne terrà conto. Se non risponderà nessuno e se la popolazione non reagisce nella maniera giusta, si vedrà cosa poter fare. Noi siamo ottimisti comunque. Sì, assolutamente. Dai, la spugna non si getta, quindi si tiene duro. Ma anche importanti segnali che diamo, non soltanto per questo aspetto specifico qui. Perché se diamo l'impressione di essere un territorio che accetta qualunque cosa, ci manderanno qualunque cosa. È finita, giusto. Quindi giusto. Il fatto di far passare il messaggio che siamo un territorio attento dove la politica esercita il controllo che deve attuare è, diciamo, questo un'azione, un fattore che si spera sia trasversale, che ci difende da potenziali fattori dannosi. Quindi questa è una cosa, secondo me, che è fondamentale. I veneti, poi i polesani sono persone toste, sia come persone individuali sia come schieramenti politici, ecco, e diamo un segnale, ecco, che non si può venire a casa nostra a fare quello che si vuole. Anche perché la società è di Varese, non so come abbia preso contatti qua, per carità è un stabilimento che sulla carta costerà più di 36 milioni di euro. Però. E quindi è abbastanza impegnativo. Quindi dai, siamo ottimisti, vediamo la risposta che ci darà le osservazioni, quindi la regione, e sappiate tutti che non è il nostro è la regione che autorizzerà questo impianto, se lo autorizzerà, quindi sappiamo dove andare a sbattere nel caso. Ho capito. Ribadire, ecco, che la direzione dal nostro punto di vista di sviluppo, ecco, del territorio del Polesine debba essere necessariamente quella dello sviluppo sostenibile, appunto valorizzare il parco che abbiamo, perché anche se, come si diceva prima, no, c'è questo ragionamento sull'esatto confine, no? Però alla fine, come si diceva prima, l'area quella, quindi l'aria, sì, infatti non guarda in faccia a nessuno. È un territorio che è magnifico da valorizzare, che però è altamente fragile. Certo. E quindi questa fragilità dobbiamo riconoscerla, dobbiamo avere rispetto di questa fragilità, quindi del nostro territorio, e puntare su le modalità di sviluppo che valorizzano queste caratteristiche. Sì, già non che le mettono in discussione o che le indeboliscono. Certo. Adesso deve completarsi, si spera, ad esempio la ciclovia Vento. Passerebbe lì poco distante. Cioè, anche come intendiamo sviluppare l'area che si snoda, insomma, che appunto che è prossima a questa struttura, che potenzialmente potrebbe appunto vedere, anzi si spera, ecco, che sarà percorsa da tanti turisti. Quindi sì, questo è sviluppo sostenibile. No, è giusto, anche perché è una zona, noi abbiamo veramente un territorio spettacolare che non è diciamo non è proprio valorizzato come dovrebbe, vuoi un po' per la mancanza di fondi, vuoi per tanti motivi, però andare a rovinarlo, a causare qualcosa che può solo essere dannoso, cioè anche no, insomma, anzi dovremmo cercare qualche maniera
per valorizzare il tutto, per tenerlo più curato, non so, ecco, creare più situazioni anche per richiamare il turismo, perché il turismo c'è, però giustamente bisogna anche dare qualcosa e renderlo più accessibile, se così vogliamo dire, no? Esatto. Io volevo chiudere io sono anche un cicloviaggiatore e ho avuto la fortuna di viaggiare per il mondo intero, e in giro per il mondo dico che noi proveniamo da un territorio unico, fantastico al mondo, dove gli uccelli volano più basso di dove nuotano i pesci, e la gente resta lì sorpresa perché sappiamo tutti che il nostro territorio, soprattutto nel delta, è più basso del livello del mare, quindi bisogna stare attenti a giocare col territorio. Certo. Amiamolo e rispettiamolo. Direi sì. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa prima della chiusura? Penso che questa chiusura sia perfetta. Ecco, allora noi invitiamo i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori a divulgare la cosa. Certo. Ecco, a divulgarla, condividete questo video, condividete i post di Enrico Bonato, i post di Mario Mantovan, condividiamo il più possibile, utilizziamo questi social, questi mezzi di comunicazione che non solo devono essere un passatempo, ma possono diventare uno strumento costruttivo, e quindi divulgate la cosa in modo che venga conosciuta il più possibile e tutte le persone prendano coscienza e siano di supporto. Certo. Grazie. Bene, Grazie. allora vi ringrazio io di essere qui con noi e niente, vi do appuntamento alla prossima volta, sperando che abbiate buone notizie da portarci. Lo speriamo anche noi. Perfetto, Grazie grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.